Un buongiorno a tutti, benvenuti nella prestigiosa Sala Oriana Fallaci del Consiglio regionale del Veneto. Lo dicevo poco fa, in realtà, che normalmente quando appaio è perché si parla di Polesine. Difatti oggi, ancora una volta, parliamo di Polesine, di realtà che meritano di essere valorizzate e poste, è il caso di dirlo, sotto i riflettori. Ci tengo a ringraziare coloro che stanno dietro la telecamera, quindi i tecnici, quindi l'ufficio stampa, insomma Giorgia, il dottor Ferrati, Milva Tasso, che lo dico sempre ma se lo merita, è un angelo custode insostituibile. Attila, che insomma oggi si sta occupando delle foto da solo, quindi grazie anche per questo grandissimo supporto. Se dimentico qualcuno mi scuserà, ma che si senta ringraziato in un abbraccio virtuale. Oggi parliamo davvero di un esempio di cultura e di inclusione. Noi come amministratori abbiamo l'assoluto dovere di sostenere tutte le realtà del Polesine, del Veneto e soprattutto sostenere i giovani, perché sono loro che hanno poi davvero il timone per il nostro futuro e hanno il compito poi di far crescere il nostro territorio. Prima di introdurvi in breve, perché poi vorrei lasciare spazio agli ospiti l'evento, vorrei salutare tutti coloro che sono in sala. Prima fra tutte Silvia Nonnato, presidente dell'associazione Polesine a Terra Emersa e direttore artistico, poi ci spiegherà in maniera molto più approfondita di che cosa andiamo a parlare oggi. Saluto Tiziano Bedetti, collaboratore dell'associazione, Nadia Franzoso, collaboratrice dell'associazione. Saluto davvero gli studenti che hanno deciso di essere con noi oggi. Adesso se sbaglio qualche pronuncia, perdonatemi, non lo faccio con dolo. Zaniab El Farisi, Alice Ferrari, Gemma Fabbri, Sofia Fontana, Rimda Ergalati, Anastasia Franchevich, Giulia Piva, Cristian Mancin, Denis Zarebillo, Jaroslava, qua mi dovete dare una grossa mano, Odonorzenko, vabbè insomma se qualcuno poi lo pronuncia meglio di me io vi ringrazio, Tobia Zulian. Poi nel corso dei 3/4 d'ora, dei 45 minuti che avremo oggi a disposizione, ci sarà anche il saluto di altri ospiti che non hanno potuto essere con noi per concomitanti impegni, però insomma ci tenevano a far arrivare il loro saluto. Mi presento in realtà anche per chi è in sala e non mi conosce, perché sì, magari qualcuno ha annunciato questa visita, però io sono Laura Cestari, sono consigliere regionale del Veneto, polesana, e rappresento il collegio dell'intera provincia di Rovigo nel Parlamento del Veneto e mi fa davvero tanto piacere avervi qui oggi. Allora, il Polesine è davvero una terra ricca di risorse, di cultura, di creatività, di talento, professionalità, esperienza e proprio eventi come quello di oggi e poi in realtà più in generale gli eventi che andremo a presentare dimostrano quanto i nostri giovani abbiano una marcia in più e abbiano talento e voglia di mettersi in gioco. Oggi presentiamo a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, l'attività dell'Associazione Culturale Polesine a Terra Emersa e del Centro di Documentazione Polesano. La diffusione delle arti visive non è soltanto un fatto artistico, un fatto di talenti, un fatto di studio, è davvero strumento concreto di condivisione, di inclusione, di crescita personale, quindi poi anche di sviluppo per l'intera comunità, perché insomma si tratta di iniziative che travalicano poi i confini dei paesi all'interno dei quali vengono presentate, travalicano Rovigo, Polesine, il Veneto e perché no anche la nostra Italia per il futuro. Sostenere una realtà come quella che Silvia Nonnato oggi viene a presentarci per me rappresenta motivo d'orgoglio e di gratitudine per quello che andiamo a presentare e per la mia terra in generale, ma significa soprattutto dare valore a chi con passione, professionalità e impegno lavora ogni giorno per far crescere la nostra terra. È
davvero un orgoglio per me vedere la mia provincia, la mia Rovigo crescere e vedere che da qui partono progetti con i quali poi è possibile instaurare e aprire un vero e proprio dialogo con il mondo della cultura nazionale ed internazionale. Silvia peraltro è stata presente anche in un evento al Festival del Cinema di Venezia. È sempre poco il tempo che concediamo per queste iniziative, ma oggi facciamo davvero del nostro meglio per presentarla al di fuori del Palazzo del Consiglio regionale. Chiamerei davvero ora di fianco a me lei, Silvia Nonnato, che ringraziamo. Sì, grazie. Allora, innanzitutto, appunto, prima di presentare il nostro progetto, desidero ringraziare la Regione Veneto che dopo averci accolti e ospitati nel bellissimo spazio della cornice del Lido di Venezia durante la mostra del cinema di Venezia appena conclusasi, ci ha invitati oggi in questa sede storica splendida e prestigiosa del Consiglio regionale del Veneto. In particolare ringrazio l'assessora, la consigliera regionale Laura Cestari. Un buon auspicio, grazie. Scusate perché sono un po' agitata. E l'assessore anche Cristiano Corazzari. Desidero poi ringraziare persone con le quali non sarei riuscita a realizzare questo intento, e pochi mesi non sarebbero mai bastati assolutamente per realizzare il progetto che a breve vi illustrerò. Senza prima quindi ringraziare in particolare il sindaco di Adria, Massimo Barbuiani, e Remo Agnoletto del Centro di Documentazione Polesano, e i numerosi esperti del settore cinematografico e culturale che hanno messo a disposizione la loro professionalità, il loro amore per il cinema, e che ringrazio di cuore, e desidero nominarli tutti in ordine alfabetico, e sono Gianfranco Angelucci, regista, scrittore, giornalista, docente di accademia e docente di sceneggiatura cinematografica presso l'Accademia di Belle Arti Rufa di Roma, membro dell'Accademia del Cinema Italiano e della giuria dei premi Davide di Donatello, direttore della Fondazione Federico Fellini dal 1997 al 2000, Elisabetta Antonioni, nipote del regista Michelangelo Antonioni, presidente dell'Associazione Michelangelo Antonioni di Ferrara, che si dedica alla promozione, diffusione dell'opera cinematografica del grande regista ferrarese, Cecilia Cavalcoli e Monia Finessi, entrambi docenti, una di recitazione e l'altra docente di montaggio e post-produzione presso l'Academy Blow Up di Ferrara, l'amico e grandissimo Ferdinando De Laurentiis, regista, fondatore dell'Accademia del Teatro Polivalente di Occhiobello, che dirige il Centro Operativo di Cinema e Televisione che si occupa di formazione cinematografica, Nicola Donà, mio amico, assistente tecnico, profondo conoscitore ed esperto di doppiaggio storico, e Riccardo Fusetti, un giovane regista originario di Adria, montatore di cinema, che vive e lavora a Londra, che realizza spot pubblicitari per marchi famosi. Poi il professore Andrea Malaguti di Italian Film Studies alla University del Massachusetts, Elisa Magro e Marco Naccari, esperti in arte e terapia, e Stefano Muroni, attore, sceneggiatore, scrittore e produttore cinematografico, diplomato in recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che nel 2019 ha fondato la Scuola d'Arte Cinematografica Florestano Vancini, prima scuola di cinema in Emilia-Romagna, oggi denominata Blow Up Academy, con la quale collaboro. Dal 2012 conduttore del Gifoni Film Festival, uno dei più grandi festival cinematografico dedicato ai giovani. Jean-Pierre Piessot, esperto di mediazione linguistica culturale e formatore presso vari enti locali sulle questioni dell'immigrazione e dell'antropologia africana presso il CUM della CEI, docente.
Daniela Treveri Gennari, docente di storia del cinema all'Università Brooks di Oxford, ideatrice e curatrice del progetto Cine Ricordi, un progetto di ricerca collaborativo che studia il pubblico cinematografico in Italia dagli anni 50. Ed Emanuele Taglietti, scenografo di cinema, pittore e illustratore, ha esordito come pittore di scena in grandi set come quello di Giulietta degli Spiriti di Fellini, e dopo aver vinto alcuni concorsi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, il suo viaggio nel mondo del cinema lo ha visto collaboratore, tra le altre, anche delle scenografie di Federico Fellini, Sergio Leone, Ettore Scola, Luchino Visconti e Dino Risi. Ha insegnato molti anni al liceo artistico Dosso Dossi di Ferrara e oggi è artista per fumetti di fama internazionale. Ecco, l'elenco è stato molto lungo, ma ho voluto ringraziare queste persone che mi hanno veramente aiutata in questo progetto. Inoltre ringrazio le persone che oggi sono qui con me, come Tiziano Bedetti, musicista e compositore musicale di alto livello, professore presso il Conservatorio a Buzzolla di Adria, Antonio Buzzolla di Adria, e la dottoressa Nadia Franzoso, mia collaboratrice, che mi ha aiutata a costruire il progetto, e poi ovviamente ringrazio tutti i giovani che oggi sono qui con noi e anche quelli che hanno frequentato il corso, che oggi non sono qui con noi. Ecco, il successo anche del progetto è soprattutto merito loro e della loro partecipazione. E ringrazio anche Christian Mancin, che è un giovane attore emergente di Adria, che è coinvolto nel progetto del Cinema Inclusion, che ha un grande sogno e sente che il cinema è il suo futuro. Ecco, oggi siamo qui per presentare un particolare progetto che io ho nel cuore, è il cinema dell'inclusione. Un'iniziativa inedita per la provincia, nella provincia di Rovigo, e mira a promuovere l'inclusione sociale attraverso il linguaggio universale del cinema, rivolgendosi in particolare ai giovani del territorio polesano, con un focus sui minori anche con background migratorio di seconda e terza generazione. Un progetto nato dalla sinergia, dalla collaborazione tra il Centro di Documentazione Polesano e l'associazione appunto Polesine Terra Emersa che presiedo. È un progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e si inserisce appunto nell'ambito del bando Inclusion. È un progetto che si è articolato in diverse fasi, iniziate lo scorso 16 giugno con un corso formativo e laboratoriale presso Palazzo Cordella di Adria, uno spazio restaurato alcuni anni fa, e proprio con questo progetto diciamo, è diventato un vero e proprio centro di studio e creatività, offrendo un ambiente accogliente e attrezzato per la formazione teorica e pratica. Infatti è qui che si sono svolti i laboratori teorici in cui giovani italiani e giovani di seconda e terza generazione hanno lavorato 5 ore al giorno, finita la scuola, tutti i giorni per un mese, una quarantina di giovani, tutti i giorni, in un'atmosfera ricca di storia, di arte, di cinema, perché in questo spazio è anche allestita una mostra Cinema in Polesine, che diciamo è costituita da una selezione della mostra più importante che era stata fatta a Palazzo Roverella nel 2018, curata da il direttore della mostra del cinema di Venezia, Alberto Barbera, che ringrazio e saluto. E oggi questa mostra è visitabile per gruppi e scuole con percorsi di visita inclusivi, grazie anche alla collaborazione di una ditta che è la Pop Out, una realtà culturale polesana che valorizza il patrimonio artistico, storico e paesaggistico. Ecco, il cuore del progetto sarà la realizzazione di un cortometraggio
che sarà proiettato in tutte le aule magne di tutti gli istituti scolastici del Polesine. Le riprese del cortometraggio avranno inizio ad ottobre e si svolgeranno anche nella prestigiosa Villa Morosini di Polesella, un luogo in provincia di Rovigo ovviamente, un luogo iconico dove fu girato tra quegli argini il film Ossessione di Luchino Visconti, un film che ha segnato una data storica che è appunto la nascita del neorealismo italiano, che un po' tutti ci invidiano, ed è stato appunto girato tra gli argini tra Canaro e Polesella, a pochi metri da questa Villa Morosini, chiamata anche il Louvre un po' del Polesine, e grazie alla sensibilità dell'ingegner Luciano Zerbinati, che ringrazio, grande appassionato e grande collezionista di opere d'arte, ospiterà questa sede una nuova mostra di materiali d'epoca dedicata a questo celebre film. Ecco, il progetto, ci tengo a sottolineare, che ha creato anche una solida rete di collaborazione, di partnership con scuole, istituzioni culturali, associazioni, professionisti quindi del settore, che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, e ringrazio moltissimo, che sono il Liceo Bocchi Galilei di Adria, che ha coinvolto alcuni degli studenti e insegnanti, l'Accademia di Cinema e Arti Visive Blow Up Academy e Ferrara, la città del cinema, il Conservatorio Statale di Musica Antonio Buzzolla di Adria, la Fondazione Scolastica Carlo Bocchi di Adria, la Croce Verde di Adria e il Festival Voci per la Libertà. Ecco, quindi questo progetto non è un semplice progetto formativo, ma è un laboratorio di cittadinanza attiva, favorendo l'inclusione, combattendo anche in vista della, cioè combattendo la dispersione scolastica, e si pone di lasciare un segno nella comunità del Polesine, dimostrando il potere trasformativo del cinema. Quindi un paese, una città che dà maggiori servizi di aggregazione per i giovani, ma anche per tutta la cittadinanza, diventerà sicuramente più attrattivo. E l'intento è quello di far capire alle nuove generazioni che la propria creatività può anche diventare un mestiere, un futuro lavoro. Stefano Muroni, lo sentiremo parlare a breve, con la sua filiera creativa, che dà da lavorare a oltre 50 persone, lo dimostra. Grazie davvero per lo spazio riservatoci. Grazie a te Silvia. Ho voluto fortemente l'evento di oggi, che poi verrà spalmato insomma sui vari canali, perché adesso siamo in diretta ovviamente nel link della pagina del Consiglio regionale, ma poi insomma cercheremo di dare giusto spazio anche sulla stampa e oltre insomma a questa tua iniziativa. Ma dicevo, l'ho voluto fortemente come consigliere regionale polesano, perché ho veramente capito che questi laboratori vanno oltre, sicuramente oltre lo studio, ma anche oltre il talento. Io ho capito che c'è davvero da parte dei ragazzi soprattutto la presa di coscienza rispetto a se stessi, quindi anche la consapevolezza di quello che possono dare e magari, perché no, anche di quello che si vorrà fare un domani e che spesso non si ammette neanche a noi stessi. Perché io immagino un ragazzo che debba andare magari a dire ai genitori voglio fare l'attore, voglio fare l'attrice, non sia proprio facile subito, perché il genitore, adesso sono mamma, lo capisco, magari attende un tipo di studio di carriera diversa, e quando invece io reputo che questo tipo di carriera sia bellissimo, incredibile, e quindi ecco poi tutte le considerazioni che vanno di conseguenza. Quindi davvero state aiutando i giovani anche a credere di più in loro stessi e capire anche quello che si vuole poi fare nel futuro. Quindi grazie per questa grazie a te, grazie a voi davvero. Grazie di cuore. Grazie. Io adesso partirei con un video. Lo hai citato prima, sto parlando di Ferdinando De Laurentiis, professione
di regia, ma anche grammatica del cinema, autore, insomma è stato in Rai, insomma, adesso poi ha una radio Radio Noi Protagonisti, che travalica i confini del Polesine e sta raccontando tantissimo a tutti, quindi davvero lo salutiamo da qui se ci sta seguendo e agevoliamo magari il suo saluto, il video che ha preparato per noi. Grazie. Buongiorno a tutti, avrei voluto essere lì, però purtroppo altri impegni mi relegano in un'altra sede oggi, però vi giunga lo stesso il mio saluto. Saluto in modo particolare Silvia Nonnato, che è stata un po' l'ideatrice, con tanta passione, con tanta professionalità, con tanto amore, di questo progetto che ha concluso il primo step, il cinema dell'inclusione ad Adria, a cui ho avuto la fortuna e il piacere di partecipare. Un ringraziamento lo voglio estendere all'assessore alla cultura Cristiano Corazzari e alla consigliera regionale Laura Cestari, che tanto vogliono bene il Polesine, e naturalmente a tutti voi presenti. Bene, io e Silvia condividiamo un lungo percorso. Posso dire con orgoglio che siamo stati due colonne portanti della Mostra del Cinema Polesano del 2018 a Rovigo, un'esperienza che poi ha lasciato oggettivamente un segno. A tal riguardo non eravamo soli, c'era una terza colonna che purtroppo oggi non c'è più, e vorrei ricordare con commozione Paolo Michalizzi, storico del cinema, giornalista raffinato e soprattutto un grande uomo. La sua passione ci ha guidati e la sua assenza si sente oggi più che mai. Bene, io e Silvia, per strade diverse, siamo diventati due riferimenti per il cinema del nostro territorio. Io fu il primo a pubblicare nel 2007 un volume sul cinema polesano voluto proprio dalla Regione Veneto. Silvia invece ha dedicato anni alla ricerca, raccogliendo materiali preziosissimi. Quindi due strade parallele. Insieme a oggi possiamo e dobbiamo essere insieme la forza che anima, io la chiamo la Casa del Cinema, che poi è questa bella creatura che lei ha creato ad Adria, che ha voluto, costruito con determinazione proprio nel cuore della città. Come? Con varie attività, con varie iniziative, con delle idee, però con idee importanti, ecco, che siano legate a cose di qualità. E quella casa non deve essere solo la casa del nostro racconto, deve diventare la casa della visione degli altri, un po' come il cinema, no? In fondo il cinema ha raccontato il Polesine con occhi da fuori del Polesine. Non ci siamo raccontati noi, sì, abbiamo avuto anche qualche regista polesano che si è raccontato e che ha raccontato il Polesine da dentro. Però soprattutto la parte interessante è la storia del Polesine raccontata da questi personaggi non polesani, che quindi hanno raccontato ciò che si vedeva fuori, ciò che arrivava fuori del Polesine, che spesso è più importante di quello che attraversa lo sguardo interno. Lo sguardo esterno coglie spesso l'essenza più autentica di un luogo. Pensate, negli anni '20, una terra che si penserebbe solo legata all'agricoltura e alla pesca, ha dato i natali a un eroe politico come Giacomo Matteotti, una figura storica di primo piano nella storia italiana, la prima pilota automobilistica italiana, Maria Antonietta Vanzo, zia di Roberto Rossellini, del regista Rossellini, un aviatore di fama mondiale, di bottrighe, Umberto Maddalena, importantissimo, conosciuto in tutto il pianeta, e poi la principale attrice del cinema muto, Ria Paola, protagonista anche del primo film sonoro. Nessuno se lo sarebbe aspettato, sono personaggi da territorio cittadino, diciamo, di città, non di terra e acqua. Invece questo territorio è fucina di storie, di volti, di passioni, è terra e acqua. E pensate, la storia clou
è in un articolo di giornale del 6 febbraio del 1954, Il resto del Carlino. Un anonimo giornalista, di cui non si è mai saputo il nome, scrive una storia. In un luogo in mezzo all'acqua, a Scanoboa, muore un pescatore che era andato là a cercare fortuna, a cercare di pescare uno storione, perché se avesse pescato questo storione la sua vita sarebbe cambiata, come uno che vince la lotteria. Bene, quel signore muore, però sull'acqua non si può morire e non si può neanche nascere. Tanto che una barca parte dalla terraferma con il prete, perché quella salma dovrà essere sepolta in terraferma. Parte, va a prendere questo signore, lo caricano sulla barca. A un certo punto la barca viene fermata da una ragazza che sta per avere un bambino e deve andare in terraferma per partorire, ma non ce la fa arrivare. Quindi a un certo punto fermano la barca e proprio sulla stessa barca, dove c'è quella cassa da morto, nasce una bambina. E questo è il Polesine. Vita e morte sull'acqua, in un territorio di terra e acqua. Bene, in fondo adesso avete capito perché il neorealismo, quindi il cinema italiano, è nato proprio qui, in Polesine. E il lavoro mio e di Silvia è quello di portare avanti questo racconto con impegno e amore. Grazie a tutti e buona giornata. Buongiorno, sono Daniela Treveri Gennari, docente di cinema all'Università di Oxford Brookes in Inghilterra e volevo portare delle riflessioni su questo progetto straordinario a cui ho partecipato in parte molto piccola in realtà. Un progetto che mette in connessione produzione cinematografica ma anche ricerca e lavoro sul territorio in una maniera direi assolutamente straordinaria. Io ho lavorato in una sessione online con i ragazzi riflettendo sul significato della storia orale, sull'importanza di dare voce a quei partecipanti che magari hanno vissuto le esperienze reali, sono i primi testimoni di quelle realtà. E devo dire che ho trovato una grandissima risposta da parte degli studenti, un grande interesse, una grande curiosità soprattutto nei confronti di questa metodologia e ci siamo confrontati su appunto come metterla in pratica nei loro progetti particolari e soprattutto tenendo presente il loro background sociale e culturale molto differente, quindi per certi versi anche molto internazionale. Quindi un progetto che a me ha dato grande spunto di riflessione e spero anche a loro. Buongiorno a tutti e scusate se oggi non posso essere presente a questo incontro bellissimo e importantissimo a Venezia. Ero sicuro di esserci, purtroppo impegni lavorativi mi hanno tenuto ancora qui a Roma. Sono impegni bellissimi tra Cinecittà e Ministero della Cultura, tutti enti famosi in Italia e nel mondo che ci permettono a noi a Ferrara, come Ferrara la città del cinema, di ampliare i nostri sogni e le nostre visioni. Io sono Stefano Muroni, sono il fondatore e presidente di Ferrara, la città del cinema, che è una filiera della creatività che ha la sua capitale a Ferrara e che comunque tocca tutta la provincia di Ferrara, porta eventi in tutta l'Emilia Romagna, in tutta Italia ed è in partnership con 25 paesi del mondo. Ferrara, la città del cinema, è un sogno di un ragazzo di provincia, come potevo essere io, di Tresigallo, che aveva il sogno di fare l'attore, ma Ferrara non prevedeva nessuna struttura scolastica di preformazione per gli adolescenti, nessuna struttura scolastica per trasformare i sogni in giovani professionalità, quindi un'accademia di alta specializzazione cinematografica, non c'erano società di produzione e quindi mi dicevano sempre: poverino, questo ragazzo è sfortunato, o va a Roma o altrimenti dovrà pensare al piano B. Dal 2019 abbiamo creato a Ferrara la Blow Up Academy, che è una scuola di alta specializzazione cinematografica, dall'anno scorso ente accreditato della regione Emilia-Romagna, ed è una scuola nazionale di cinema del centro-nord Italia,
dove si studia per 3 anni, tutti i giorni, cinema pratico, 5 corsi, regia, sceneggiatura, montaggio e post-produzione, recitazione e direzione della fotografia. Io sono qui, intanto ringrazio la Regione Veneto per l'invito e per l'ospitalità e poi ringrazio Silvia Nonnato. Io Silvia Nonnato l'ho conosciuta qualche anno fa e immediatamente ho capito che parlavamo di un diamante, di una perla, di una super professionista che conosce perfettamente l'arte del cinema, la cultura cinematografica italiana, ma soprattutto è una pazza come me. Lei è la pazza del Polesine, io sono il pazzo del Ferrarese, siamo persone che amano semplicemente il proprio territorio e capiscono che nel proprio territorio c'è passato il mondo attraverso l'arte cinematografica. Ferrara e il delta ferrarese, Rovigo e il delta polesano veneto c'è passata la più grande produzione cinematografica italiana che spesso il mondo ci invidia. E quindi quando quest'anno ho potuto partecipare al suo bellissimo laboratorio legato al patrimonio, alla cultura cinematografica, in questo edificio bellissimo nel cuore di Adria, con questa mostra su manifesti cinematografici e con queste decine e decine di ragazzi delle scuole medie, delle scuole superiori, dei ragazzi anche un po' che sono usciti dalle scuole superiori, con tanto entusiasmo ad Adria, ho pensato, come sempre, che l'America è là dove noi vogliamo costruirla. Quindi bisogna creare delle strutture, perché tu puoi essere anche Valentino Rossi, ma se poi non hai un circuito dove poter gareggiare, Valentino Rossi non viene fuori. Quel Valentino Rossi si deve spostare. Allora, visto che le nostre zone sono famose per lo spopolamento, tutta Italia, caro demografico, ma Basso Ferrarese, il Polesine ancora di più, o noi iniziamo a attivare progetti totalmente folli sulla carta, se no diventa molto difficile. Se no i ragazzi a 18 anni andranno via e diranno: Tresigallo in provincia di Ferrara non c'è niente, andiamocene a Los Angeles, nel Polesine ad Adria non c'è niente, andiamocene a Milano. Siamo ancora in tempo per creare delle strutture, per quanto ci riguarda, creative, artistiche, teatrali, cinematografiche, immaginifiche, per far capire ai ragazzi e alle ragazze, alle nuove generazioni del Polesine, che anche lì si può fare cultura, anche lì possiamo creare, accrescere, far evolvere il nostro principio direttivo interiore. E magari i ragazzi e le ragazze, quando arrivano a 18 anni, qualcuno se ne andrà pure, ma qualcuno penserà: no, aspetta, qui ad Adria ci può essere un piccolo pezzo di futuro d'Italia. Perché? Perché c'è uno spazio dove ho potuto studiare il cinema, ho un'idea per fare un corso, un laboratorio, e piano piano qualche imprenditore giovane della creatività potrebbe anche saltare fuori. Io ad Adria ho visto un qualcosa che raramente si tocca in Italia e in Europa, quindi si può portare lo spirito italiano e lo spirito europeo della creatività anche ad Adria. Questo è merito di Silvia Nonnato, di tutta l'amministrazione comunale di Adria e di tutti coloro che hanno aiutato Silvia in questo suo sogno. Ma aveva tante cose da dire, ci stavamo a quei tempi, quindi no, mi fa piacere. Allora, mi dispiace perché ho annunciato solo Ferdinando e poi sono andati tutti di fila ai video, quindi salutiamo ovviamente Daniela Treveri Gennari, leader in Film Studies, e anche appunto si è presentato Stefano Moroni, attore, imprenditore della creatività, fondatore della Blow Up Academy. Non so se vuoi dire qualcosa in più tu, Silvia. Sì, io li ringrazio, perché sono stati, due persone importantissime per portare avanti questi progetti. Io collaboro con Ferdinando in progetti, adesso abbiamo presentato anche un progetto proprio sul cinema del Polesine, le location, eccetera, quindi stiamo lavorando. Con Stefano lavoro insieme da qualche anno e insegno archeologia del cinema, quindi tutta la parte prima dell'invenzione del cinema, lanterne magiche, tutto questo aspetto pre-cinematografico, io insegno presso la Blow Up Academy. Quindi li ringrazio e proprio questo progetto è stato fondamentale per creare delle sinergie che veramente sono importantissime, al di là poi di quello che uno può fare da solo, non arriva a questi livelli mai.
quindi diventa importantissimo il fatto di proprio costruire le cose insieme. Questa forse è una cosa che proprio sento di più nel progetto e li ringrazio davvero. E adesso ci sarebbe... intervenire, ecco, la forza di una squadra. Sì. Quindi noi chiamiamo, visto che abbiamo due nominativi selezionati, Alice Ferrari e Cristian Mancin, se ci vogliono raggiungere sul palco, sentiamo anche un po' la vostra testimonianza. Prego ragazzi. Prego Alice, se vuoi. Ok, io sono la portavoce dei ragazzi che hanno partecipato al corso ed eravamo molti proprio perché Silvia ha fatto un lavoro fantastico. È stato circa un mese e durante tutto questo mese abbiamo incontrato persone nuove che ci hanno spiegato un po' come funziona il cinema e ci hanno fatto innamorare di questo mondo. Infatti abbiamo scoperto tutti quanti nuove passioni e soprattutto le abbiamo coltivate. È stata un'esperienza che ha arricchito tutti quanti noi, sia diciamo, il nostro cuore sia anche le nostre menti. Grazie infinite. Grazie. Prego Cristian. E anch'io ringrazio Silvia per l'occasione che mi ha dato di lavorare sul mio territorio, cioè dico anche finalmente, perché la mia passione comunque nasce fin da piccolo, con mio nonno che guardavo e riguardavo gli stessi film con lui e alla fine imparavo a memoria le battute. E lui che è cresciuto nella povertà, che anche per lui sarebbe stato un sogno lavorare su grande schermo, mi ha sempre incoraggiato che sei bello, hai talento, dai prova, prova, prova. E alla fine, grazie alla mia agenzia Mira Project, ho potuto lavorare con registi di calibro come Luca Lucini, Giacomo Campiotti e Ciro Visco. E adesso finalmente posso lavorare sul mio territorio. Grazie. Grazie a voi per questa testimonianza. Sì, beh, ma adesso poi veniamo su tutti, facciamo la foto tutti insieme. Io direi che siamo alla conclusione, guardo sempre l'orologione per capire a che punto siamo. Silvia, se vuoi concludere, dire qualcosa volentieri. Ci sarebbe un video del backstage del progetto che sarebbe il caso magari di mandare perché quello poi riassume, diciamo, tutta l'esperienza. Ecco, grazie. Grazie a te. Adesso Grazie. mi appello ai tecnici là dietro. Cosa mi è piaciuto? Tutto. Vai. Motore. Partito. Azione. Ci sono cose che non possono essere cambiate. Ok. Guarda lei. Silenzio. Motore. Partito! E se avessi bisogno di te? Qualsiasi difficoltà non è una scelta, ma l'amore sì. Mi piace, sono curiosa del cinema, sto guardando tanti film, è lezione di montaggio, perché mi ha cambiato il modo di vedere i film. La cosa che mi interessava più di questo corso era comunque il mondo della recitazione, perché sono sempre stato affascinato da questo e è stata una nuova scoperta per me. In generale il mondo anche della regia, quando è venuto a parlarci Ferdinando De Laurentiis, e veramente comunque un corso bellissimo secondo me. Ciò che mi è piaciuto di più del corso penso sia poter avere l'opportunità di parlare con gente molto importante del mondo comunque del cinema e dello spettacolo. Secondo me questo corso è stato comunque utile a relazionarsi con le persone ed alla fine siamo diventati comunque tutti quanti amici e ci siamo anche un po' liberati, diciamo, da quella barriera che di solito si forma quando si parla con altre persone, quindi si sente che c'è più libertà e comunque che ci siamo riusciti ad aprire distaccandoci dal disagio che di solito proviamo magari in pubblico o a fare semplicemente recitazione. Non è per niente semplice riuscire a recitare davanti a degli sconosciuti. Mi interessa veramente molto il cinema e poi mi piacerebbe molto fare l'attrice da grande e quindi ho colto l'opportunità, ecco. Adesso che quando guardi film non riesco più a guardarli con lo stesso occhio di prima perché sono molto attenta ai dettagli, è quello che mi è stato insegnato. E poi anche
La recitazione mi è piaciuta molto, l'esperienza di poter recitare e imparare, ecco, come si fa. C'è un corso che forse consiglierei di fare a tanta gente perché non è per tutti, insomma, avere questa opportunità, ecco, perché o meglio, io non ho mai avuto questa opportunità, non ho mai trovato qui vicino l'opportunità del genere di trovare persone così importanti che spiegassero l'arte della regia, della recitazione, quindi è un corso veramente speciale, ecco. Ho deciso di iscrivermi sia perché ho sempre nutrito un forte interesse per il cinema, ho pensato che fosse una bellissima esperienza da fare. Quando sono venuta qui mi è piaciuto davvero molto e in particolare lo descriverei come accogliente, c'era proprio un bell'ambiente, sono riuscita anche a legare con magari dei ragazzi con cui condivido le stesse passioni. Allora, ci sono 2 lezioni in particolare che proprio mi sono rimaste impresse, che ho raccontato anche ai miei genitori e ai miei nonni, ovvero quello con il regista Ferdinando De Laurentiis, che mi è proprio appassionato e ho capito forse quello che voglio fare nel futuro, e anche l'ultima lezione che abbiamo fatto con Stefano Muroni, che proprio mi ha aperto la mente, mi ha fatto anche una dedica dove ho capito quello che vorrei fare veramente nel futuro. E cioè? L'attrice. Proprio perché ero indecisa, però sono riuscita anche a parlare con i miei genitori la sera finita la lezione, che non avevo il coraggio prima, e quindi mi sono proprio sentita bene capendo quello che volevo fare veramente nel futuro. E come mai hai scelto di fare questo corso? Perché me l'ha consigliato una mia amica sapendo il mio interesse nel cinema, e quando l'ho scoperto ho subito detto alla mia amica che dovevamo andarci immediatamente. Ho deciso di fare questo corso perché il mondo del cinema mi ha sempre incuriosito e avrei voluto scoprire qualcosa di più. E infatti è stato così perché le lezioni sono state molto interessanti, mi è piaciuta soprattutto quella di ieri con Stefano Muroni, che ci ha narrato della sua vita e ci ha spronato a seguire sempre il nostro sogno. Le 200 ragazzi e ragazze che facevano domanda ogni anno per passare le selezioni ne prendevano 8 maschi, 8 femmine, su 1200. Queste cose mia mamma le sapeva. Mamma, voglio entrare al centro sperimentale, avevo 6 anni, e quando sarò grande voglio andare a Roma. Mia mamma, che si era già informata, Stefanino, al centro sperimentale ne prendono 8, è impossibile. Pensa anche un piano B. Però sai, questo mi ha detto quando avevo 10-11 anni, perché finché ai 6 anni, vabbè, l'astronauta, l'attore, il maestro. È possibile. Se voi lo sentite veramente, se avete un grande sogno, una grande visione, ma dovete essere onesti con voi stessi, ma fare l'attore così, no, se sentite un'esigenza interiore profonda e se sentite di avere un valore, andate avanti, ascoltate solo voi stessi e non ascoltate nessuno. Io da tanti anni giro l'Italia e spesso anche l'Europa e cerco di andare sempre in quei luoghi dove sento che c'è lo spirito del mondo. Lo spirito del mondo a volte può essere a Cannes durante il festival, a volte lo spirito del mondo si ferma a Venezia durante il festival, a volte lo spirito del mondo è a Giffoni, durante il festival di Giffoni, e lo spirito del mondo c'è anche ad Adria. Lo spirito del mondo significa che lì qualcosa sta accadendo, qualcosa di grande e di importante. E non è sempre detto che le cose accadano in città importanti, non è che la città crea il progetto vincente, è la persona e l'insieme di persone che lì vedono la loro America. E qui ad Adria Silvia Nonnato ha creato la sua America, che non è sua personale, è un suo sogno personale che deve diventare a tutti gli effetti un sogno collettivo, di una comunità, di una città, di una regione. Sono qui oltre all'amicizia e il piacere di incontrare le nuove generazioni, ma perché qui si respira aria di futuro. Questo progetto, questo luogo, la passione di Silvia Nonnato, la sua conoscenza, la sua intraprendenza, stanno creando ad Adria un polo a vocazione nazionale dedicato all'ambito cinematografico. Ecco perché sono qui oggi. Sembra un'iniziativa non solo bellissima, ma anche e soprattutto molto importante, perché proprio attraverso i giovani, attraverso l'inclusione di giovani che vengono da realtà diverse, che magari sono qui, vivono una realtà familiare molto diversa da quella culturalmente molto diversa, è proprio attraverso i giovani che si riesce e si può costruire una cultura comune
per l'Italia a venire, per le comunità a venire, per l'Adria che sarà, per il Polesine che sarà. È importante appunto avere questi appuntamenti culturali che possano costruire la cultura del futuro. Ha portato anche tutti i suoi fratelli, questa è stata una cosa bellissima. Yeah. All right. Did they come around today? No. Why didn't they? I asked them to stay home. How long have you been in Italy? I think about 4 months. Il cinema è uno sguardo oltre confine. È uno sguardo che i tedeschi chiamano Sehnen, no? E addirittura un altro termine ancora più bello, Schauen, Weltanschauung. Die Weltanschauung è la visione del mondo. Io sono molto entusiasta, molto contento di vedere veramente questi gruppi ragazzi così seri, così compatti, così con questo sguardo non triste, è uno sguardo proprio pensante, riflessivo, bellissimo. Cioè, questo è veramente da anni che non vedo ragazzi così, vado nel mondo della scuola, ma cioè, finita la scuola, vedere un gruppo di ragazzi che si stanno lavorando, proiettandosi verso il futuro, con un'attenzione al senso della diversità, che diventa diversità originalità, diventa diversità, non identità esclusiva, che esclude gli altri, diventa un senso di contaminazione. Questa esperienza del cinema è una Weltanschauung, la visione del mondo, visione nuova del mondo, non che sarà impallata per aria, partita concretamente, i ragazzi sono presenti e di varie, quanto ho potuto vedere, di varie provenienze. E questa è una roba straordinaria, vederli tutti compatti così per lavorare insieme. Grazie a te, grazie a te, grazie a te. Quello che impressiona, quello che mi ha molto colpito, innanzitutto è l'attenzione che questi ragazzi pongono a dei problemi linguistici, creativi, espressivi che apparentemente andrebbero molto oltre la loro età. E oggi abbiamo sentito, mi sembra si chiami Alice, quella ragazzina di 16 anni che vuol fare la regista, che ha parlato con una proprietà, ha detto delle cose di una precisione sulla puntata della sceneggiatura che mi hanno impressionato. Se questo è stato l'esito del corso, credo che sia un esito trionfale. Grazie. Chiudiamo perché abbiamo già sforato i 45, poi prendo anch'io le mie, però per me è stato un grandissimo piacere avervi qui, ospitare questa iniziativa e vi auguro davvero di proseguirla per i prossimi 1000 anni. Grazie a voi.